Sarà il comitato convocato in prefettura a cercare di fare chiarezza sulle conseguenze pratiche dell'annunciata circolare del Viminale che vieta i cortei nei centri storici, consentendo solo sit-in in zone periferiche in cui si rispettino distanziamento e uso della mascherina. Necessari dei chiarimenti innanzitutto per i sindaci, come nel caso di Vittorio Veneto. Al vaglio c'è la richiesta degli attivisti No Green Pass di Piazza del Popolo, dove domenica è annunciato anche il cantante Povia. Difficile, secondo le nuove linee guida, che venga concessa, e questo consentirebbe ai cugini di Conegliano di svolgere il sit-in già confermato in via Filzi accanto al Palasport, che altrimenti, per evitare un doppione a pochi chilometri di distanza, si sposterebbe a Treviso o Pordenone. Il promotore Davis Bonaldo commenta così la circolare del Ministero dell'Interno. Credo che ormai la svolta autoritaria del governo sia chiara, perché qui la sanità non c'entra nulla, visto che vengono vietate solo le manifestazioni di chi protesta contro il Green Pass o il ricatto sull'obbligo vaccinale, mentre per esempio per manifestazioni come per i diritti LGBT o per la protesta della CGIL non si sa come mai, ma lì il virus non circolava. Non è una questione di contagi, dice Bonaldo, c'è semmai la volontà di emarginare chi è contrario ai provvedimenti del governo. Per loro sicuramente siamo pericolosi, perché rischiamo di smontargli la narrazione che hanno con tanta fatica costruito in questi 2 anni. Ora ovviamente dovremo fare delle riflessioni fra di noi, perché è molto molto grave quello che sta succedendo. È grave non solamente perché per l'appunto i commercianti dovrebbero scendere in piazza con noi per rivendicare non il diritto a lavorare come dei muli da somma, come degli schiavi, ma per rivendicare i diritti sociali. Ed è molto grave perché è palese che ci viene preclusa la possibilità di manifestare. Uccello chiama poi in causa il diritto amministrativo. La circolare non basta, dice, per imporre alcunché. Ci deve essere un'ordinanza che deve essere motivata, ci deve essere una modifica al regolamento comunale per l'assegnazione degli spazi pubblici e tutto deve essere motivato, e quindi siamo veramente curiosi di vedere le motivazioni.